Serie 3 dei 50 d'orso uomini in addirittura d'arrivo con il tocco in piastra di Ciccarese, 26,76 in corsia 3. Non un tempone, ma questa gara dei 50 d'orso va spiegata. Dicevamo in apertura forse gara sperimentale, ma di fatto le promesse vengono mantenute, perché come potrete notare tra poco, o forse avete già notato nelle immagini che ci propone Vincenzo Belli, qui siamo con il costumino. Luca. Sì, dalla prima batteria che ha aperto 50 d'orso si è capito che sono riusciti a fare fronte comune, a prendere una decisione di scendere tutti con costumino per testarsi e gareggiare comunque alla pari, no? Sperimentandosi. La cosa che fa effetto è che sembra di vedere un po' una fiera paesana. Ci sono delle scelte, dei cambiamenti che in realtà ti fanno fare un salto enorme. È un po' come immaginare il mondo adesso senza i telefoni portatili. In realtà 20 anni fa non ce l'aveva praticamente nessuno, adesso praticamente nessuno ne è senza. E lo stesso vedere il nuoto senza i costumi integrali, ritrovare i costumini. Sono passati poco più di 10 anni dal cambio, ma neanche dall'Olimpiadi del 2000, e sembra di essere tornati indietro di 50 anni. Sì, anche a livello cromatico, tanto per dirne un'altra: Pizzirani, Milli, Savino, Giordano, Torrini, Pierro, Codia, Fantoni, Malerba, Ceragioli, corsie dalla 1 alla 10 per questa serie 3 dei 50 d'orso uomini. Virata subacquea riesce a spuntare davanti a tutti Ceragioli, Fantoni, poi il ritorno in corsia 2 di Matteo Milli, ed è proprio Milli, 25,42, Ceragioli 25,88. Questo è un buon tempo, tanto decisamente bene, ottimo ritmo, un atleta che si è trovato subito a suo agio in questa veste antica, peraltro depilato sulle gambe. Gli atleti spesso ormai non si depilano neanche più, per cui alcuni sono più impreparati di altri sotto questo profilo. In qualche misura tanto sono intubati nel super costume. Adesso si tornerà anche alla depilazione. Io credo Tommaso, che sarà quasi inevitabile. Vai Elisabetta. Velocemente, sì, con Matteo Milli, questa scelta a chi è venuto in mente di nuotare tutti in costumino? Enrico Catalano, devo dirlo. Ha cercato tutti sul piano vasca per questa, tra virgolette, protesta. E alcuni non volevano, perché comunque tenevano molto anche a questa gara, però alla fine è riuscito a convincere tutti. Com'è stare solo con il costumino? I derby è strano. Sì, sono le stesse condizioni di riscaldamento, dicevo prima al mio allenatore. Le condizioni col jacket in gara cambia praticamente l'assetto della nuotata e tutto. Invece così è come quando ci si allena, insomma. Tu ti sei trovata abbastanza bene? Sì. No, io sono felice, no? Ero curiosa anche di provare, ho sempre... Chiaramente poi, cambiando pure, finendo a scuola, ho cominciato ad allenarmi, non ho mai avuto riscontro, perché finendo c'è stato subito il jacket, e quindi comunque questa è una bella prova, insomma. Grazie. Grazie a te. Serie 1 dei 50 d'orso uomini, dove c'è l'indiziato per questa iniziativa Enrico Catalano in corsia 6, nelle altre Marco Malinverno in corsia 1, Marco Orsi in seconda, Marco Fanti in terza, Niccolò Beni in quarta, Mirko Di Tora in quinta. Abbiamo detto Catalano in sesta, Damiano Lestingi in settima, Sebastiano Ranfagni in ottava, Mattia Aversa in nona e Gabriele Cosentino in decima. Questa però è una serie che anche dal punto di vista del riferimento cronometrico, costumino, non costumino, sarà molto significativa. Sì, peraltro hanno già gareggiato quest'estate nel corso del campionato di categoria, sempre nei 50 d'orso con costumino. Mi sembra in realtà che i livelli siano più alti, più bassi perlomeno, però rispecchiano il valore degli atleti. Di Tora in leggero vantaggio, sbaglia però. Lestingi sì, questione di centesimi. Di Tora 25,01, Lestingi 25,04 e Orsi 25,74. Oro Mirko Di Tora. C'è l'inserimento peraltro di Milli in terza posizione. Di Tora che riesce comunque con o senza costume a precedere Lestingi. Paga molto invece l'autore di questa iniziativa, Enrico Catalano. Forse le sue energie nervose sono andate più per convincere gli altri che per concentrarsi sulla gara. Tommaso, record italiano di Tora 23,76 con costume.
gara oggi vinta con 25-01, differenza 1 secondo e 25 centesimi. Probabilmente non era al top della forma, tutto quello che vuoi, 1 secondo e 25 centesimi, sono 2,5 metri. Se mai avessimo avuto modo di avere dei dubbi, adesso i dubbi sono chiariti e potremmo dire quasi prestazione di due atleti, di due nuotatori differenti che niente hanno a che vedere l'uno con l'altro, perché 1 secondo e rotti è davvero un'infinità. Questa è la sensazione, ma magari anche stato di forma non eccezionale, e quindi per scoprirlo andiamo da Elisabetta Caporale. Sì, Nicolò Beni dice, avevo detto la sorpresa di ieri, la sorpresa ha tentato di farcela e ce l'ha fatta Enrico Catalano, però Mirko Di Toro ha fatto la sorpresa a tutti. Sì, è stato Enrico promotore di Adesso lo sentiremo. questo esperimento, eccolo, premiamolo. E no, niente, è stato simpatico, curioso vedere quello che cambia senza, e cambia un bel po', insomma, abbiamo visto. Sei riuscito a mettere la mano davanti comunque? Sì, però comunque non sono soddisfatto del tempo perché nell'allenamento faccio meglio. Però bisogna abituarsi. Sì, no, bisogna abituarsi assolutamente. Un'altra cosa, sembrano sciocchezze, ma cambiano anche alcuni fattori come la distanza dall'acqua, quanto sia sotto in uscita, un sacco di cose, insomma bisogna riaggiustare tutti i parametri. Enrico, quest'idea, mi raccontavano che hai fermato tutti, qualcuno non era neanche troppo d'accordo. Sì, guarda, i problemi più grandi li ho avuti verso fine classifica, dalle prime batterie proprio. Ho sacrificato un po' il mio riscaldamento, infatti. Non eri forse troppo concentrato sulla gara? Cosa è successo? Sicuramente ho consumato tanto ieri, poi sicuramente non ero molto concentrato, però è stato bello vedere, diciamo, questa gara stile anni 90 se vogliamo, perché già i costumoni già nel 2000-2001 c'erano, quindi è stato bello, insomma, vedere. Personalmente come ti senti in questa condizione di costumino? Ah, bene. Ma il costumino, il 50, insomma, un po' così. Adesso io preferisco sinceramente questo nuoto, il nuoto più reale, diciamo. Mirko? Ho provato a mettermi il costumone all'ultimo istante in camera di chiamata, sono stato linciato. Per scherzo, ovviamente. È ovvio. Grazie. Ciao.